Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Donne allo Specchio. Questa sera raccontiamo la storia di Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, mamma di Alessandro, che è un ragazzo autistico di ben adesso 25 anni. Buonasera e benvenuti a Donne allo Specchio. Buonasera e grazie per questo invito. Partiamo subito da te. Giovanissima, con questo bell'abito da sposa, ci hai mandato la foto di questa giornata meravigliosa, giovanissima, ti sposi e poi ad un certo punto, come capita, rimani incinta di Alessandro. Ci vuoi raccontare questo momento? Sì, bene, neanche me la fossi sentita, io ho aspettato 6 anni prima di avere Alessandro, perché a volte le donne hanno dei sesti sensi e infatti Alessandro si è subito dimostrato dopo l'anno e mezzo un bambino molto complicato e pensate che fino all'età di 7 anni io non ho mai saputo, pur portandolo all'età di 18 mesi in neuropsichiatria e su tutto il territorio, su tutti gli enti preposti alla diagnosi, non ho avuto la diagnosi. Pertanto per 7 anni io ho riabilitato mio figlio alla cieca. E finalmente a 7 anni ho saputo che Alessandro era autistico, ne avevo già il sospetto, ma al tempo davvero era una mosca bianca Alessandro. E come l'hai scoperto? L'ho scoperto perché una bravissima insegnante mi ha Quindi elementari, alle scuole primarie. Mi ha detto appunto di portarlo in una struttura regionale perché lei aveva il sospetto che Alessandro fosse autistico, come io già pensavo da tempo. E per me la diagnosi è stata un sollievo, perché non sapere che cos'ha tuo figlio è veramente complesso, difficile, soprattutto per mettere in atto tutte quelle attività per la riabilitazione che poi avevo dovuto fare io. Tutto da sola? Tutto da sola, con dei piccoli aiuti, la scuola ci ha sempre appoggiato, però ci siamo chiamati poi alla fine uno staff irlandese e ci traducevamo tutto quanto dall'inglese e mandavamo queste psicologhe anche a scuola. E quindi da lì è nato tutto sostanzialmente, tutto il progetto e tutto il futuro di Alessandro. È nato dalla determinazione non solo mia, di mio marito e di un gruppetto di mamme molto agguerrite che hanno voluto il meglio per i loro figli. Bisogna avere tanta forza e avere anche il polso della situazione per gestire una situazione del genere, perché poi tu hai avuto anche un'altra figlia e quindi gestire Alessandro, tutta la famiglia e poi il progetto, la Fondazione Progetto Autismo. Questo credo abbia dato un aiuto anche a tante altre famiglie. Quando nasce Progetto Autismo? Allora, quest'anno festeggiamo i 15 anni di Progetto Autismo, che è nata come un'associazione, eravamo una ventina di genitori, pochissimi. Oggi assistiamo nella fondazione, che è una grande casa, Home Special Home, 2700 metri quadri più 5000 di scoperto, ben 90 famiglie. Nel progetto di 5 anni fa dovevano essere 30, ma poi noi non ce l'abbiamo fatta a dire di no a tantissime famiglie che hanno necessità impellenti proprio nei confronti del proprio bambino o ragazzo, ma anche all'interno della famiglia, perché la gestione familiare di una famiglia autistica, io la chiamo autistica, è molto complessa, non solo per l'assistenza al familiare colpito da autismo, ma anche per la gestione dei rapporti fra i genitori. Abbiamo il più alto tasso di divorzi all'interno della disabilità e anche per l'assistenza ai fratelli e alle sorelle. Prima mi parlavi di Martina. Martina oggi ha 19 anni, esce di casa, andrà all'università e io ho tanta nostalgia nel cuore, però credo che finalmente lei possa uscire da questo mondo dell'autismo che l'ha accompagnata lungo tutta la sua infanzia. Certo. E stiamo pensando anche al futuro, perché i fratelli e le sorelle di persone con autismo non possono accollarsi l'assistenza dei genitori, cioè quando noi saremo anziani, e l'assistenza del fratello. Bisogna pensare anche a questo e abbiamo un nuovo progetto. Infatti dopo me ne parlerai, perché io volevo ritornare ad Alessandro bambino, piccolino, alle difficoltà. Qual è stata la difficoltà maggiore che hai riscontrato nel gestire
un ragazzino con questi disturbi? Sì, allora intanto Alessandro ha numerose comorbilità, è disprassico, dislessico, discalculico, quindi comorbilità diciamo cognitive, un ritardo mentale, ma non solo, anche delle difficoltà di salute. Per anni ha sofferto di un reflusso non diagnosticato che l'ha portato poi a una comorbilità importante che perseguita numerose persone con autismo, che è l'insonnia. Insonnia che spesso si cura con psicofarmaci, ma che non ha sempre queste ragioni neurologiche di fondo. Alessandro è diventato insonne perché non riusciva a distendersi a letto a causa del reflusso. E quindi voi immaginatevi la fatica della riabilitazione, l'iperattività, il, fra virgolette, correre dietro tutto il giorno ad Alessandro e non dormire nemmeno la notte. Lavorare, perché io sono insegnante, quindi ho un lavoro, ho preso subito il part-time, devo dire, per assistere Alessandro, e poi un'altra figlia. Devo ringraziare mio marito perché io non avrei più voluto avere figli, dato la mole di lavoro dell'Alessandro. Però Martina è stata un dono del cielo, è nata proprio il 19 marzo, giorno della festa del papà, perché l'ha voluta il papà. Pensate anche alle coincidenze astrali, a volte sono incredibili. Ed è una bambina, una ragazza bambina, per me è bambina, ma è una ragazza meravigliosa, è uscita con il 100 l'anno scorso a scuola, insomma è una persona speciale che ci ha sempre aiutato, ci ha sempre dato una mano e che adesso deve volare con le sue ali. Per i genitori che sono all'ascolto in questo momento, qual è stato il primo momento in cui ti sei accorta, qualcosa che ti ha fatto capire è autistico? Sì. Io sono insegnante e mio figlio ha avuto un autismo regressivo, per cui diciamo che lo sviluppo era abbastanza canonico fino ai 18 mesi. Poi ha avuto un tracollo, ha iniziato a non mangiare da solo, a non parlare più quelle paroline che diceva le ha perse, a diventare iperattivo, a non dormire la notte, a urlare per ogni suono. Dai 18 mesi in su? Sì. La trasformazione, La trasformazione proprio repentina. Che cosa hai pensato? Sei andato subito da tuo marito, hai parlato, ti sei confidata? Cioè, il momento in cui l'hai capito, abbiamo litigato molto, perché lui diceva no? minimizzava, perché è difficile per un papà pensare che suo figlio abbia delle problematiche. Forse la mamma è più pratica, più concreta, non sempre, però nella maggior parte dei casi è così. E io gli dicevo, ma guarda che c'è qualcosa che non va, non sta funzionando, litigavamo molto. Poi alla fine per me la diagnosi è stata un sollievo, per lui è stato un macigno grande. L'autismo alla fine per te è diventata quasi una risorsa e credi che i ragazzi seguiti in maniera efficace possano fornire un contributo importante per la società. L'hai detto tu nel corso di un'intervista quando hai presentato il progetto della Fondazione Progetto Autismo, e lo pensi ancora? Io lo penso, abbiamo impostato il nostro centro con laboratori d'arte, di musica, di circo, di atletica, di nuoto, di mantenimento cognitivo. I ragazzi lavorano, fanno mosaico, fanno tessile. I ragazzi escono sul territorio in realtà di vivaio, di agriturismo, su biblioteche, anche quelli non avviabili. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che in ogni persona, anche con una disabilità grave, si nascondono dei talenti. Purtroppo sono sfortunati, perché intorno trovano persone che non sanno far emergere i talenti. Allora, piuttosto che piangersi addosso, noi dobbiamo aiutarli a tirare fuori questi talenti e saranno un vantaggio non solo per loro, perché miglioreranno progressivamente, perché chi riesce a fare qualcosa si sente sicuro di sé, ma anche per noi, perché invece di una tragedia possiamo avere la meraviglia di un figlio che è bravissimo a cantare, a dipingere. Il mio Alessandro canta benissimo, dipinge meravigliosamente anche se non figurativo, però se noi facciamo emergere i loro talenti davvero stiamo meglio. C'è una frase che mi hai inviato in questi giorni che vorrei leggere. Ogni giorno vivo come se fosse l'ultimo e cerco di fare bene presto ai progetti per i ragazzi dell'autismo. Questo perché? Perché tu stai pensando al futuro,
stai pensando a tuo figlio quando appunto dovrai Io trovare non ci sarò, quando tu sì, non ci dillo sarai. pure tranquillamente. E c'è un libro anche nei progetti futuri, Sì. raccontami. Allora, partiamo dal dopo di noi. Ogni genitore pensa quando non ci sarà. Se ha un figlio disabile lo pensa molto, perché dice cosa farò quando io non ci sarò più. Io leggo con orrore delle frasi di genitori, me lo porto via con me, ce ne andremo insieme. Questo è l'egoismo più grande. Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio e la volontà di creare dei progetti con grande fatica affinché dopo di noi il nostro figlio possa stare bene come durante noi. Durante noi è molto più lungo e abbiamo il tempo per costruire. Noi abbiamo costruito ma dobbiamo ancora costruire molto altro. Il libro Incantesemas si chiama così, come in friulano significa incantati. Sì. La mia nonna mi diceva sempre non stai incantesemati. Quando io ero una sognatrice, ero una bambina che sognava molto, leggeva tanto, era sempre nel mondo delle nuvole. Ma io voglio sognare ancora e in questo libro ho scritto la storia della mia famiglia, a 4 mani con mio marito, ha scritto la prefazione Toni Capuozzo. Tu, insomma, vivi con grande serenità anche, no? Cioè io ti vedo serena. Allora, è corretto? È corretto. Io sono serena, molto affaticata. Perché, questo non si discute. Ecco, perché non si può dire che le cose vengono da sé. No. Ci vuole un grandissimo lavoro. Per me e mio marito non ci sono sabati, non ci sono domeniche, siamo sempre in fondazione. Qualcuno ha detto è un castello, sì? È un castello d'amore che comporta una grande fatica, uno staff importante di genitori che lavorano con noi volontari. Abbiamo 80 volontari che si dedicano anima e corpo a questo progetto. Però se tu dai il meglio, vedi che tuo figlio e gli altri ragazzi vivono serenamente, sono contenti, ecco, la vita è questa, trovare la propria strada anche nelle avversità. C'è uno specchio qui al centro del nostro salottino. E la domanda finale è questa. Oggi che donna vedi quando ti specchi? Beh, oggi vedo sicuramente una donna meno egoista di quello che ero. Io ero una persona molto individualista, lo sono anche oggi, meno ribelle alle imposizioni, perché per me Alessandro è stata una scuola di vita, è stato il mio grande maestro. Mi ha insegnato la disciplina, io ero molto indisciplinata, molto autonoma, mi fregiavo di essere una persona molto buona, è vero, ma la bontà non basta. Ci vuole l'impegno ad essere buoni e la concretezza di mettere in pratica quella bontà che noi crediamo tutti di avere dentro il cuore. Ecco, per questo devo ringraziare Alessandro. Grazie Ale. E io ringrazio te Elena per essere stata in nostra compagnia. Saluto Alessandro, quindi lo saluto. Saluto Martina, un grosso in bocca al lupo per la sua carriera da studentessa universitaria. Saluto anche tuo marito e tutti i volontari del progetto Autismo, davvero li ringraziamo per tutto quello che fanno. Complimenti anche a te e a tutti i volontari di progetto Autismo FVG. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie davvero. Alla prossima.